Dalle dichiarazioni che abbiamo sentito del presidente della Giunta regionale del Veneto, sembra che anche appunto nella nostra regione, dopo l'Abruzzo, dopo la Toscana, potrà essere consentita l'attività di vendita per asporto di prodotti alimentari. Dobbiamo naturalmente ancora leggere l'ordinanza che sarà firmata presumibilmente nella giornata di oggi, però insomma quanto dichiarato dal Presidente lascia spazio a pochi dubbi. Uno di questi comunque riguarda ad esempio se valgano anche per questo genere di attività i limiti, o meglio il divieto allo svolgimento dell'attività nelle giornate festive, per cui già nella giornata di domani 25 aprile o domenica 26 aprile ad esempio le attività commerciali del settore alimentare devono rimanere chiuse come i supermercati, fruttivendoli, macellai eccetera, e vogliamo capire se invece possa rimanere consentita l'attività di vendita per asporto presso i bar, pizzerie, ristoranti, pasticcerie. Ecco, questo è già uno dei primi dubbi. Il secondo dubbio è il momento di entrata in vigore di questa ordinanza, quindi da quando praticamente i bar, i ristoranti, i pubblici esercizi in genere potranno riaprire le porte a beneficio della clientela. Quindi ci sono ancora alcune aree diciamo grigie che potranno essere chiarite nel momento in cui vedremo il testo ufficiale di questa ordinanza, però sicuramente è già un ottimo passo avanti verso la riapertura delle attività e va incontro diciamo alle richieste che come FIPE Veneto avevamo presentato alla Regione Veneto, al Presidente e all'assessore al commercio e quindi insomma è un buon segnale verso la riapertura totale delle attività, quindi con il servizio anche di somministrazione che presumibilmente potrà avvenire già a partire dalle prossime settimane.